Guai a sventolare bandiere di diverso colore all'interno dei rapporti istituzionali. Ce lo aveva confessato solo qualche ora fa il vice sindaco Alessandro Venanzi ai nostri microfoni, ribadendo come alcune cose non possano essere taciute. All'indomani di queste dichiarazioni, anche il primo cittadino del capoluogo friulano, Alberto Felice De Toni, ha voluto chiarire questo concetto per rasserenare gli animi sulla delicata questione emersa riguardo il Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Ecco il suo videomessaggio. Io reputo che i rapporti istituzionali tra un comune e la regione debbano rimanere tali e non possono essere condizionati da una dialettica politica che è naturale per quanto riguarda i colori diversi. Noi siamo arrivati a questa situazione perché il consiglio di amministrazione del teatro, dove sono presenti anche 2 esponenti su 5 espressi dalla regione, aveva redatto un bilancio di previsione che purtroppo nelle assemblee di soci non ha trovato un riscontro che dava le garanzie per poterlo attuare. Per questo motivo sono stati attivati degli incontri informali e formali, ma che purtroppo non hanno dato esito. Infatti, 40 giorni fa avevo scritto al presidente Federiga e al vicepresidente proprio per dare queste garanzie e poter quindi continuare a fare le attività del teatro. Il teatro, che quest'anno tra l'altro è al trentennale, insieme all'università e all'ospedale sono degli asset fondamentali della città e non possono essere penalizzati per questioni di dialettica politica. Abbiamo dovuto fare la conferenza stampa per informare la città che c'è una situazione non ancora risolta e quindi ci siamo appellati al presidente Federiga perché possa risolvere questa situazione. Io sono il sindaco di tutti i cittadini di Udine e Federiga è il presidente di tutti i cittadini della nostra regione. Noi comunque continueremo ad impegnarsi per la guida della città, lo faremo in maniera istituzionale e mi auguro che lo faccia anche la regione.